Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dalla Pala Ferrarin per questa 16ª giornata del massimo campionato di Serie 1 che vedrà l'ennesimo derby vicentino tra i padroni di casa del Breganze. Questa sera sarà ospite la squadra del Bassano, due compagini che si trovano agli antipodi per quanto riguarda la classifica, ma che sicuramente in casa, soprattutto giallo-rossa, grandi cambiamenti con il cambio alla guida della squadra, e una squadra che ha già dimostrato nella precedente partita contro lo Scandiano di voler recuperare posizione in classifica. Dall'altra parte la squadra di Diego Mir, che non ha voglia di lasciare quella serie positiva di risultati, ben 7 dopo la sconfitta contro il Viareggio, e che vuole continuare nel suo inseguimento alle prime posizioni di classifica, attualmente in quarta posizione. Ma andiamo a vedere subito quelli che sono i roster che potranno schierare le due squadre, partendo ovviamente dagli ospiti del Bassano del Grappa, con Mauro Dal Monte, quindi Giacomo Tumelero, Mattia Baggio, Nicolas Barbieri capitano, Michele Panizza, quindi Victor Crespo Oliva, Leonardo De Gerone, Andrea Scuccato, Diogo Neves, Davide Merlo, secondo portiere. Ovviamente l'allenatore che è cambiato è il signor Fernando Luis Nunes. Risponde dall'altra parte Diego Mir con Bruno Sgaria, Mattia Cocco, Andrea Borgo, Samuele Muglia, Eloy Mitkans, quindi Gerard Texido, Stefano Del Santo, Lucas Martinez, Guido Sgaria e quindi Fabio Mabilia. Fuori ancora rientrato il Stefano Del Santo per quanto riguarda il Breganze. Ma andiamo a vedere gli starting five per quanto riguardano le due compagini. Intanto attenzione alle Eloy Mitkans in centro, Mitkans con Texido, Cocco, e quindi dall'altra parte subito il Bassano, e con Martinez, quindi con Bruno Sgaria in panchina, completano quello che è lo starting five per quanto riguarda il Breganze. Dall'altra parte ovviamente tra i porti non può anche esserci Mauro Dal Monte, quindi Barbieri, Panizza, Oliva e Diogo Neves. Subito partita ad altissimi livelli con già un paio di occasioni, un'occasione per parte dopo un minuto, un Bassano che è venuto qui subito a imporre il suo gioco. Dall'altra parte Breganze che in questo momento sta mantenendo pallina con Mitkans, quindi centro ancora per Martinez, ancora il matador dell'andata Texido, che con le sue due reti dopo essere stato recuperato dal 4-1 al 4-4 nella partita di andata, è stato proprio Texido a siglare le due reti per il 6-4 finale. Ma stasera è tutta un'altra partita. Texido prova però una selva di gambe, quindi pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere, stasera in camisetta blanca. Riparte il Bassano che ha neutralizzato l'azione offensiva del Breganze, ci prova con Oliva, quindi dietro porta, attenzione al taglio, questa volta intercetta tutto però Bruno Sgaria. Il Breganze che può ripartire subito, ritmi elevati da una parte e anche dall'altra, si cerca subito di arrivare verso la conclusione, verso la porta avversaria, non si cerca di manovra ragionata quanto più il varco. Il Mitkans intanto finisce a terra. Cocco prova un paio di finte, viene chiuso però dai giocatori del Bassano, che fanno anche un pressing alto, uno stile tipo quello di Diego Mir. Intanto si prova il tiro centrale, non riesce nella ribattuta Martinez, lungo Baleaustra, prova a lottare ma perde pallina. Diogo Neves recupera Mitkans per il Breganze, quindi ancora la squadra di Mir a manovrare il centro della pista, sempre Michans prova ad accelerare con Martinez, ovviamente miglior starting five per il Breganze in questo derby. Come sempre si sa, i derby sono partite a parte,
Martinez, una buona affluenza di pubblico sia da parte breganzese che soprattutto da parte di Bassano. Attenzione, intanto si sono scontrati proprio Cocco e Martinez, sproglia tutto Michans, quindi ancora Capitan Cocco prova a impostare l'azione offensiva, un bel taglio alto però sopra la traversa, intanto prova lungo Balaustra, Barbieri scarica pallina ancora al centro della pista, ci prova ancora il Bassano ripartendo dalla sua centropista, pallina che però viene persa dai giocatori del Bassano. Prova il limite dell'area, le ha stoccata Martinez, viene però subito bloccato, commette fallo però secondo l'arbitro proprio Oliva. E pallina quindi che dovrà essere rigiocata dal Breganze, 20 minuti e 41 secondi alla fine del primo tempo, sempre 0-0 qui al Pala Ferrarina tra Breganze e Bassano, con Teixido in possesso di pallina, prova a lanciare Martinez, tiro di Martinez ma ancora per l'ennesima volta Neves riesce a metterci la stecca, nulla da fare, vede anche un fallo l'arbitro, il primo fallo per il Breganze, uno invece quelli del Bassano, quindi perfetta parità anche per quanto riguarda i falli di squadra. Partita fino adesso ovviamente correttissima, con un Bassano che prova a fare girare veloce la pallina, prova adesso con Scuccato scendere lungo l'area, dietro porta difesa da Scari, attenzione alla deviazione a breve distanza sempre di Scuccato, dall'altra parte il palo di Mattia Cocco dal monte battuto, ci prova ancora Cocco, prova a fare tutto da solo, preferisce scaricare dietro ancora Teixido, Martinez velocissima la manovra in questo caso del Breganze, che deve cercare in qualche maniera di trovare il pertugio, la messa sulla velocità, due squadre con due allenatori, uno spagnolo e uno portoghese, quindi lo spettacolo è assicurato in questo derby, tutto vicino Breganze Bassano, 19 minuti 25 secondi alla fine del primo tempo, ancora 0-0 qui al Pala Ferrarina, 16ª giornata del massimo campionato di Serie 1, con il Bassano che perde ancora pallina, questa volta viene recuperata da Michas. Teixido ancora dietro per Martinez, finta il tiro Martinez, prova a vedere se c'era qualcuno al centro dell'area, nessuno, ci riprova dentro con Teixido che viene però subito passato proprio da Crespo. Martinez, un paio di finte di Martinez, ben tenuto però dai difensori giallorossi, è costretto a scaricare dietro, ci prova di nuovo Michels, un bel inserimento ancora però dal monte, tiro piuttosto centrale, nessun problema, Michels ancora lontano sulla pallina, attenzione perché anda meglio per un attimo il giallorosso, si lotta veramente su ogni pallina in questo derby, anche il secondo fallo del Breganze. L'arbitro dice che si deve ribattere la punizione, la pallina era in movimento. Riparte con Scuccato il Bassano, centro della pista, Michels riesce ad affrontare, a togliere pallina proprio a Neves, lungo Balaustra adesso per Martinez che si invola, Martinez tiro centrale, nessun problema per Dal Monte, dall'altra parte Bassano prova il taglio con ancora Oliva, non riesce il taglio, intercetta le gambe di un difensore del Breganze che adesso si è già riproposto verso l'area del Bassano, giro largo adesso per i giocatori di Mira, cercare di aprire quella che è la difesa del Bassano che sta difendendo fino a questo momento molto bene, molto alta, attenzione perché stava per ripartire in velocità Barbieri, ma l'arbitro facendo che la pallina è stata portata avanti con il pattino e quindi pallina che dovrà essere rigiocata
Breganza. Intanto subito un cambio, fuori Michels, dentro Muglia. Per quanto riguarda il Breganza, un cambio che avviene a 7 minuti dall'inizio della partita. Muglia, prima pallina toccata ancora per Texido, lungo Balaustra. Cocco prova a fare filtrare pallina, ritorna in possesso della stessa, si accentra, preferisce scaricare dietro però verso Martinez, sta affidata a cercare la deviazione di qualcuno che non è avvenuto, quindi può ripartire con Barbieri. Ancora il Bassano prova e sta affidata Crespo, mi pareva, anzi sta buscando Neves, ma arriva la rete proprio del Prato. Muglia, il 7° minuto. Muglia quindi porta in vantaggio il Braganza, appena entrato in pista a dare il cambio proprio a Eloy Michels, giocatore ex Viareggio. Sta facendo molto bene in questa stagione, il suo 11esimo, già la sua 11esima rete in questa regular season. Muglia che sicuramente qui è stato un valore assolutamente aggiunto, e quindi 1-0 Breganze a 16 minuti e 43 secondi alla fine del primo tempo, con Martinez ancora in possesso di pallina dalla distanza, ci prova Cocco, viene però intercettata la palla, quindi attenzione perché ritorna in possesso il Bassano, riesce in qualche maniera a sventare molto bene capitano Cocco dopo aver perso pallina. In velocità Martinez per Cocco, ancora Texido, tiro di Texido centrale questa volta dal Monte, riesce a parare benissimo, si prova Barbieri, tiro dalla distanza sopra lo specchio della porta per il Bassano, con una Braganza che si fa di nuovo rivedere in avanti con Texido, quindi Cocco dietro per Martinez per fare passare palla sulla tre quarti, prova ad allargare il gioco, Lugo Balaustra, ancora Muglia, l'autore della rete con Texido. Muglia tenta di accentrarsi, viene chiuso subito, quindi preferisce ripartire da Martinez dietro. Giro largo della squadra di Diego Mir, cercare di aprire l'ottima difesa fino adesso del Bassano. Tiro dalla distanza quando stavano scadendo i secondi proprio da parte di Texido, ma ovviamente fuori dallo specchio della porta. Bassano che ritorna in possesso, attenzione perché adesso sbaglia il passaggio, preferisce quindi tergiversare il sboccato. Intanto viene chiamato anche il primo time out della partita, viene chiamato dalla sponda bassanese. Vedremo cosa Fernando Luis Nunes avrà da dire ai suoi per cercare di realizzare questa partita. Bassano che sicuramente era partito molto bene nella prima parte di questo primo tempo, poi però quando ha preso le misure in Breganze ha messo un po' all'angolo la squadra giallorossa ed è riuscita fino a passare in vantaggio con la rete al 7° minuto di Samuele Muglia. Non c'è ovviamente solamente questa partita che si gioca questa sera, c'è anche Trissino Vercelli che potrete vedere sempre sui canali della FIRS. Le altre partite invece di questa 16ª giornata, quindi Scandiano Sarzana, Forte dei Marmi Viareggio, Sandrigo Folloni che tiene Monza e Lodi Valdagno, quindi due big match, Forte dei Marmi Viareggio, Lodi Valdagno, due partite da non perdere, saranno visibili martedì in quanto le squadre italiane sono impegnate nelle coppe. Poi se avremo modo e tempo andremo a vedere anche com'è la situazione delle italiane sia nella Eurolega che nella World Skate European Cup, il nuovo nome dato alla Coppa Champs. Ma torniamo in cronaca diretta con 15 minuti e 10 secondi alla fine del primo tempo, con Breganza in vantaggio 1-0, il settimo rete di Muglia, partita che ricomincia con pallina nelle stecche dei giocatori padroni di casa del Breganza, con Martinez centro della pista, lungo Balaustra ancora per Mattia Cocco. Martinez finta il tiro, preferisce scaricare verso
che trova Muglia riesce a se l'hanno dimenticato nell'angolino in basso a sinistra, riesce però a chiudere tutto Dal Monte. Pallina però è stata bloccata, quindi bisognerà ricominciare con un ingaggio a 2. Muglia se ne incarica per quanto riguarda il Breganze, pallina che rimane lì proprio nell'angolo, ancora sempre Samuele Muglia, Cocco dietro Martinez, tiro dalla distanza, ma Crespo riesce a intercettare una marcatura che adesso è diventata a zona, una cosa che non si vedeva da un po' negli occhi di pista. Passa quindi dalla marcatura uovo alla marcatura a zona l'allenatore Fernando Luis Nunes per tentare di riuscire a intercettare palline e magari tentare un qualche contropiede. Intanto vediamo che c'è qualche problema con la pallina che si è incastrata in mezzo ai cartelli pubblicitari, adesso viene recuperato. Si ricomincia quindi con 11 secondi ancora per finire questa azione per il Breganze, vedremo cosa sarà la soluzione con Mattia Cocco dalla distanza, sta affilata al centrale ancora Del Monte che riesce a recuperare, però pallina che rimane ancora nelle stecche del Breganze. Muglia, Breganze passando che continua con la sua tecnica della difesa a zona. Martinez, Muglia provano, sembra quasi quando si deve giocare con l'uomo in più, in cui chiudono bassi in difesa. Ecco però quando viene intercettata la pallina che si riesce a andare in contropiede, c'è un contatto con tra Crespo e Texido, l'arbitro dice che si può proseguire, quindi azione che sfuma per il Bassano. Si prova Michans che intanto è rientrato in pista, azione Martinez, Texido centrale, il tiro Del Monte riesce a intercettare pallina e finalmente Bassano che torna in possesso di palla con Diogo Neves, quindi Panizza prova ancora a portare in avanti pallina, preferisce però ricominciare ancora con Neves. L'alza schiaccia bellissimo di Crespo che era riuscito a impensierire Dal Monte. Martinez allarga ancora per Texido, 12 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo, 1-0 Breganze. Ancora Texido con Martinez, attenzione perché la pallina rimane lì a metà strada, prova a impartire in velocità Panizza che però sbaglia il passaggio e lo scarico dietro. Martinez subito a raccogliere pallina da Muglia ci prova fuori dallo specchio della porta, ma pallina che rimane nelle stecche dei rossoneri con Martinez, il gioco dall'altra parte lungo Balaustra. Michans, ancora Martinez, ancora Michans, provano in velocità, ma è veramente difficile entrare all'interno della difesa giallorossa. Lo schema Michans, tiro di Michans che viene però intercettato proprio da Diogo Neves e quindi Bassano che può rientrare in possesso di pallina, tiro dalla distanza con Muglia che si immola, prova a fare tutto da solo Crespo, forse è lasciato un po' troppo solo, dall'altra parte pallina linea proprio di Martinez che riesce a metterla lì, attenzione a Michans, ancora Del Monte, Panizza in contropiede però è lasciato troppo solo e i suoi compagni di
suoi passi a ricominciare l'azione offensiva. Pallina che viene tagliata dentro, quella da Crespo, nulla da fare, quindi si riparte dall'altra parte con Teixido centrale. Martinez prova ad allargare, sempre difesa a zona per quanto riguarda Bassano. Breganze che forse è un po' spiazzato appunto da questo tipo di azione difensiva. Attenzione perché la palla era rimasta lì ancora Muglia. Michels, quello dello spagnolo ad allargare con Martinez. L'arbitro però vede un fallo di squadra del Breganze, il terzo fallo di squadra del Breganze, uno invece solamente quello commesso dal Bassano quando mancano 9 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo, con il Breganze avanti 1-0 su Puglia. Andiamo a vedere anche quella che è la classifica dopo la 15ª giornata del massimo campionato di Serie 1, che è sempre condotta dal Lodi con 37 punti. Segue a 2 di distanza il Forte dei Marmi, quindi altre 2 distanze per trovare Valdagno. Staccato invece di 5 punti Breganze al quarto posto, seguito subito da Viareggio 27, quindi poi abbiamo il Follonica 25, il Sarzana 23, Trissino Monza 20 punti, Scandiano 18, Vercelli 14, Bassano in 12ª posizione con 9 punti, Piene 6 punti e quindi Sandrigo che chiude con 3 punti. Ovviamente stasera sarebbero 3 punti importanti visto anche gli scontri diretti li hai dati in classifica, considerando che la prima, la seconda, la terza e la quinta squadra del campionato si incontreranno. Indubbiamente Breganze potrebbe incrementare quello che è il suo avvicinamento alle prime 3 posizioni di classifica, ma la partita è lunga, manca ancora tutto il tempo, soprattutto mancano 9 minuti e 40 secondi alla fine di questo primo tempo, con il Bassano che attacca centrale, il tiro di proprio Andrea Scuccato, bravo in questo caso Scalia, si riprova ancora con Neves dalle distanze, pallina che però viene recuperata. Michels, Teixido ancora al centro della pista per il Breganze. Martinez dietro per Michels. Attenzione perché la pallina viene persa proprio da Muglia e trova un timido contropiede Bassano, che però dopo torna sui suoi passi, preferisce impostare con Michele Panizza. Neves quindi prova ad aprire lungo Balaustra, il Bassano con Scuccato. Errori da una parte e dall'altra, attenzione Martinez a tu per tu con Dalmonte, niente da fare, dall'altra parte invece riesce a trovare proprio la stecca della deviazione Diogo Neves prima che la pallina possa giungere dalle parti di Dalmonte, quindi pallina che può essere recuperata dai giallorossi che impostano l'azione offensiva. Tanto lì in pista anche Nicolas Barbieri, proprio adesso in possesso di pallina Barbieri, ora per Neves che però sbaglia l'appoggio in velocità. Martinez prova tutto solo, va a chiudere troppo lo specchio della porta, nessun problema per Dalmonte. Dall'altra parte Barbieri sta affidata, non esce di tantissimo alle spalle di Bruno Scalia. Michels adesso per Muglia, partita che sicuramente viene giocata su ritmi molto elevati da una parte e dall'altra, non ci si pensa 2 volte ad arrivare alla conclusione. Nel frattempo è entrato anche Guido Scalia nelle file del Breganze, fa rifiatare i suoi Diego Mir. Michels 7 minuti alla fine di questo primo tempo, 1-0 tra Breganze e Bassano, rete al 7° minuto di
ancora per Michels. Martinez, via ancora Michels. Prova il taglio Sgaria, si lamenta anche di un tocco di parte, dice che si può proseguire. Michels ancora per Puglia. Martinez. Cercano di trovare gli spazi all'interno dell'area, non è facile questo tipo di difesa. Attenzione, palio, doppio palio e poi pallina che carambola in porta, quindi arriva la rete di Michels del raddoppio. 2-0 Breganze grazie a una staffilata dalla distanza, pallina che è entrata, era stata per un attimo toccata proprio dal Mauro Del Monte, quindi carambolati su un palo, sull'altro palo, sulla schiena di Del Monte per poi finire di nuovo in rete. Quindi bella questa rete da rivedere anche al rallenti, ma torniamo subito in cronaca diretta perché insiste Breganze. 5 minuti e 37 secondi alla fine del primo tempo. Si prova ancora dalle distanza Martinez, niente da fare, pallina che sorvola lo specchio della porta proprio di Del Monte, e quindi si riparte con Bassano che cerca di impostare un'azione offensiva, prova a fare tutto da solo Crespo, niente da fare, pallina che rimane lì comunque con Barbieri pronto a raccoglierla, cerca di allargare il gioco il Bassano, adesso c'è un contatto, l'arbitro dice che si può proseguire. Martinez recupera la pallina per il Breganze, vede subito Spiraglio, tira staffilata di Martinez che si arrabbia anche con se stesso per la scarsa precisione in questo caso di questo tiro. Martinez sicuramente un goleador puro sangue, cerca sempre di ottenere il massimo profitto dalle sue azioni, giocatore che finora è capocannoniere del Breganze con 22 reti. Ricordo che il capocannoniere attuale è Cacao del Sandrigo con 25. Per quanto riguarda invece il Bassano, il capocannoniere è Diogo Neves con 19 reti, quindi seguito da Crespo con 17, Scuccato Panizza con 3 reti, Barbieri 2 e quindi con Baggio una rete. Michels, taglio centrale per Sgaria, fa passare palla in mezzo all'area, Sgaria non trova però un compagno pronto a raccogliere la pallina che comunque rimane lì nelle stecche rosso-nere, tiro di Michels questa volta, ottima nella parata di Del Monte. Intanto viene chiesto anche il time out per quanto riguarda sponda Breganze. Vedremo come vorrà gestirla in questi ultimi 3 minuti e 38 secondi che mancano alla fine di questo primo tempo. Diego Mir cosa avrà da dire ai suoi giocatori con il risultato qui al Pala Ferrarin che è di 2-0 con la rete al 7° minuto di Muglia, quindi al 20° di Michels. 3 sono i falli di squadra del Breganze, un solo fallo di squadra del Bassano. Bella partita, indubbiamente questo bel primo tempo, indubbiamente il risultato per il momento giusto. Sgaria sul punto di battuta intanto con Michels dietro ancora per Mattia Cocco. Stefano Del Santo intanto è rientrato in pista per il Breganze, ricordiamo che è stato fuori per parecchio tempo il difensore di Diego Mir per un infortunio subito durante un allenamento e quindi adesso rientra a pieno titolo e prova qualche minuto proprio qui contro Bassano. Attenzione perché va a terra uno del giocatore del
che era proprio Crespo del Bassano, e l'arbitro dice che si può proseguire dall'altra parte. Mattia Cocco su suggerimento proprio di Stefano Dal Santo non riesce a trovare il Pertugio per metterla alle spalle Dal Monte. Attenzione che intanto prova di alza, schiaccia proprio scuccato, se non vale errato. Prova però a chiudere tutto proprio difesa zona per quanto riguarda il Bassano, quindi con le difficoltà di riuscire ad entrare. Ci prova, era stato bravissimo a vederlo Scaria, proprio Teixido non è riuscito però a impattare e a dare potenza alla pallina, l'ha trovato molto bene, era riuscito a sfuggire per un attimo le maglie della difesa proprio Teixido. Intanto dall'altra parte attenzione perché fallo di squadra sul scuccato e quarto fallo di squadra per quanto riguarda il Breganze, uno solo invece quelli commessi dal Bassano. Barbieri intanto sul punto di battuta, l'arbitro richiama la distanza di 3 metri. Barbieri dietro ancora per Panizza. Crespo ancora in avanti per Barbieri a cercare il taglio verso Panizza, nulla da fare, Panizza che può essere recuperato, quella da Teixido dietro per Stefano Dal Santo. Scaria, centropista per ancora il capitano, dialogano i due, prova a lanciare lungo Baleustro, Stefano Dal Santo preferisce ritornare ancora verso Capitan Cocco. È difficile trovare vie per tutti, si prova Dal Santo adesso al centro dell'area, tiro dalle distanze, cercare la deviazione proprio di Dal Santo, attenzione perché la pallina viene recuperata però dal Bassano proprio quando mancano 60 secondi ed era riuscito in un bellissimo taglio proprio Panizza, scuccato, era arrivato a tu per tu con Bruno Scaria, troppo sotto probabilmente in pallina, ma ottima l'azione di Michele Panizza, forse la prima azione pericolosissima del Bassano in questo primo tempo. Mancano 25 secondi alla fine del primo tempo, palo adesso, attenzione proprio di Crespo, se non vado errato. Bassano quindi che si fa pericoloso nel giro di un minuto, è riuscito ad avere due ottime occasioni, quindi intanto dalla distanza lo scadere proprio di Mattia Cocco e risultato che finisce sul 2-0 per quanto riguarda questa prima frazione di gioco grazie alle reti al 7° minuto di Puglia, al 20° di Michels, anche se mi dicono che adesso il gol dovrebbe essere stato assegnato a Sgari per una deviazione, andremo a indagare. Intanto voi rimanete con noi perché c'è tutto un secondo tempo da vivere.
Ben ritrovati quindi dal Pala Ferrarin, tutto pronto quasi qui per il secondo tempo di questo derby tutto vicentino tra Breganze e Bassano. Il primo tempo si è concluso sul 2-0 per il Breganze grazie alle reti al 7° minuto di Muglia, al 20° mi dicono che è stato assegnato a Bruno Sgaria, mi pareva forse di Michans, quindi scusate, a Guido Sgaria ovviamente. Bruno è il fratello che gioca in porta e quindi Sgaria è l'autore della seconda rete sul tiro dalla distanza di Michans. Secondo tempo che vedremo come sarà impostato da una parte e dall'altra. Sembra intanto essere cambiata per il momento la strategia del Bassano, che è sempre tornato a difendere a uomo, con il Breganze in possesso di pallina con ancora Mattia Cocco, quindi Martinez che però viene attaccato sul portatore di palla, riesce a togliere pallina, si allarga il gioco verso Crespo. Crespo prova a fare tutto da solo, intanto l'arbitro vede un fallo di squadra dello stesso giallo-rosso, quindi secondo fallo per il Bassano, 4 scusatemi invece quelli del Breganze. Martinez dietro verso Muglia, prova ad allargare il gioco, prova sempre a metterla sulla velocità Diego Mir con Cocco in scambio su Texido, veloce gli scambi dietro porta, prova ad accentrarsi ma la deviazione di Michele Panizza, pallina che si impenna, quindi palla che dovrà essere rigiocata dal Breganze. Nell'angolino in basso a sinistra rispetto alla porta difesa da Dal Monte. Breganze che prova di nuovo dietro porta ancora con Muglia vede il piazzamento dei suoi, prova in via centrale ma vediamo che invece l'arbitro si lamentava Texido di una trattenuta, ma l'arbitro invece ne ha visto una proprio di Muglia e quindi arriva anche il quinto fallo di squadra per il Breganze con il Bassano, che sicuramente mai domo anche durante tutto il primo tempo, anche se raramente si è fatto vedere dalle parti di Bruno Sgaria con qualche manovra articolata. Ci prova adesso in velocità, pallina centrale a cercare la deviazione volante, pallina che rimane comunque nelle stecche ancora dei giocatori giallorossi. Crespo allarga ancora verso Scuccato, pallina che viene però recuperato Luca Balaustra sull'ottima marcatura di Mattia Cocco. Il tiro centrale subito ci pensa 2 volte Martinez, pallina che però viene recuperata ancora dal Breganze dal Bassano, centro della pista ancora a manovrare, ancora con Scuccato, prova un cambio di passo, fa fuori Texido, taglio centrale, non trova nessuno, si riprova ancora Barbieri dalla distanza, ancora Panizza dietro verso Barbieri tutto chiuso da Muglia, preferisce tornare ancora verso Capitano Panizza, chiedo ancora dalla distanza però che è stato bloccato, quindi poi un tiro di Scuccato sopra la porta difesa da Bruno Sgaria. Mattia Cocco scende, trova tutto chiuso, preferisce ricominciare ancora da Martinez Texido, quindi centro della pista, ancora Balaustra, Mattia Cocco cerca di allargare il gioco, intanto è tornato di nuovo alla una difesa uomo la squadra, scusate, la difesa zona, la squadra di Fernando Nunes. Barbieri in possesso di pallina, prova Scuccato, non si intendono però 2 giocatori del Bassano là davanti, pallina che può essere recuperata agevolmente ancora da Capitano Cocco. Martinez al centro della pista, prova ancora Martinez a impostare la rete, viene chiamato lo schema e che è andato poi a liberare. Bellissimo lo schema del Breganze con Martinez, scusatemi, con Muglia che ha liberato, quindi Martinez è troppo sotto però pallina, ma
bella lezione dei rossoneri. Barbieri intanto possesso di pallina, riesce a recuperarla per i giallorossi, prova a involarsi lungo Balaustra, preferisce appoggiare verso Panizza che torna sui suoi passi, sconcato. Ancora Barbieri, dialogano al centro della pista, ci prova centralmente a cercare la deviazione, pallina che esce dallo specchio della porta, che può essere giocata in velocità da Martinez dietro verso Muglia. Ancora Mattia Cocco, Muglia prova il tiro, riesce però benissimo a interrompere l'azione offensiva proprio Mauro Dal Monte, ma pallina che rimane lì nelle stecche del Braganza. Ci prova Teixido, pallina respinta, prova adesso in velocità ma perde pallina proprio all'ultimo. Crespo, scuccato, tiro centrale con il guantone, sgaria, nessun problema. Dall'altra parte Martinez non ha un buon controllo, come nel primo tempo, partita che si anima in velocità, riesce attenzione a passare questa pallina, riesce in qualche maniera a girarsi, e anche dall'altra parte occasionissima ancora per Mattia Cocco. Martinez recupera pallina, bel derby questo tra Braganza e Bassano, sicuramente due squadre che non lesinano. Spettacolo, 16ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Attenzione alla deviazione ancora di Puglia, che perde anche stecca fuori comunque dallo specchio della porta. Si può farsi rivedere in avanti il Bassano. Velocità ci prova l'arbitro, però vede un fallo di squadra del Braganza su Andrea Scuccato, 6º fallo di squadra Braganza. Attenzione al 10º, scatterà le punizioni di prima. Pronto intanto sul punto di battuta Crespo, Barbieri intanto per Crespo, pallina centrale, nessun problema per Bruno Sgarbi. Martinez ritrova in avanti lungo Balaustra con Teixido. Teixido ancora al centro della pista verso Martinez, pallina che però viene toccata, quindi si può ripartire in velocità. Bassano lo fa con Panizza, prova a chiudere la triangolazione, non ci riesce. Crespo troppo veloce forse l'esecuzione, dall'altra parte invece viene messo a terra proprio Martinez da Scuccato, e quindi il terzo fallo di squadra per quanto riguarda Bassano. 6 invece sono i falli di squadra del Braganza. Martinez intanto lungo Balaustra per Teixido, finta il tiro Capitan Cocco, ma vede un fallo in attacco, 7º fallo di squadra del Braganza. Ci si avvicina pericolosamente alla soglia dei 10 falli, tanto ci prova in contropiede tutto solo, e cosa non ha fatto Mauro Dal Monte, praticamente ha tolto pallina, sembrava già dentro, allunga il braccio sinistro e toglie un gol già fatto per Gerard Teixido, tiene a galla i suoi. Intanto prova un'alza e schiaccia Neves, che nel frattempo è rientrato in pista per Bassano. Occasionissima per Braganza qualche secondo fa.
adesso in possesso di pallina con Martinez verso Mattia Cocco, cerca di aprire il gioco su Teixido, quindi Martinez ancora, Martinez attaccato, si fa fuori il suo marcatore, arriva il tiro ancora una volta però Del Monte, sicuramente il migliore dei suoi stasera. Scuccato intanto cerca il taglio verso Neves, che però aveva già tagliato. Attenzione perché dall'altra parte l'azione perfetta di Mattia Cocco e quindi Lucas Martinez al 9° minuto, azione magistrale del Breganze, porta sul 3-0 le marcature per il Breganze, azione in contropiede da manuale, assolutamente da rivedere, quindi il risultato che cambia qui al Pala Ferrarin, dove adesso le reti di vantaggio del Breganze sono 3 contro le 0 del Bassano, quando mancano 16 minuti e 55 secondi alla fine di questo secondo tempo. Come vi dicevo, questa sera gran parte delle partite si giocheranno perché le squadre sono impegnate nell'Eurolega e nella World Skate European Cup. In Eurolega nel girone A abbiamo Follonica che ospiterà il Dinan, Follonica che si trova a pari punti in testa alla classifica con Barcellona, Oliveirense, quindi Dinan 0 punti e quindi si giocherà tutto nelle prossime 2 giornate. Vedremo anche stasera come andrà Barcellona Oliveirense, dopo che l'Oliveirense è andato a battere proprio ha battuto Barcellona in casa propria, quindi Forte dei Marmi contro Germania Heringen, mentre dall'altra parte Sporting di Siena nel girone B con uno Sporting a 9 punti, Forte dei Marmi 6, Liceo 3, Germania Heringen 0 punti, quindi la partitissima tra Lodi Porto questa sera nel girone C con Reus Santomer. L'altra partita Porto 9 punti, Lodi 6, Reus 0, Santomer Reus 3, Santomer 0, quindi il Benfica Noia e Monza Monto chiudono il girone 2 con un Monza 6 punti dopo che ha battuto il Noia. Benfica sempre in testa 0 punti, tutti gli italiani in corsa, poi vedremo casomai anche l'altra, la World Skate European Cup. Ma torniamo in cronaca diretta con il Breganze che è in possesso di pallina. Martinez adesso 16 minuti e 25 secondi alla fine con Cocco, si accentra ancora Scari intanto, che è entrato in pista proprio nel posto di Michans. Martinez prova il tiro centrale, nulla da fare, Martinez dietro ancora verso Cocco, un tiro dalla distanza di Cocco, fuori dallo specchio della porta, può essere recuperata la pallina da parte del Bassano. Neves ancora per i giallorossi, Palmieri prova ad allargare verso Crespo prova un no look, intuisce tutto però Sgari che riesce a togliere pallina che comunque rimane ancora nelle stecche dei giallorossi. Martinez riesce a recuperare, quindi si invola dall'altra parte, prova il volo, una bella pallina, Samuele Muglia. Non uomo il giocatore a questo tipo di giocate, Muglia, che è stato anche quello che ha aperto il marcature questa sera, il 7° minuto per il Breganze. Attenzione perché pallina viene recuperata dal Bassano in velocità, tutto solo, e cosa non ha sbagliato Crespo, tutto solo davanti a Bruno Scaria. Attenzione adesso ancora un altro contropiede, Barbieri davanti, prova tutto da solo. Pallina che per un attimo è stata recuperata dai giallorossi, si aprono gli spazi adesso. Attenzione perché la pallina non riesce ad arrivare a Samuele Muglia. Dall'altra parte c'è il Bassano, si prova in avanti ancora con Barbieri, chiude tutto però Scaria. Di gioco, 14 minuti e 17 secondi alla fine del secondo tempo, 3-0 il risultato per il Pala Ferrarin. Intanto Stefano Del Santo per Breganze che rientra in pista.
giallorossi che riprendono il possesso di pallina, prova Crespo, il taglio centrale per Neves, non va Stefano Del Santo, si allarga, aspetta l'arrivo dei suoi, dietro porta di Del Monte, Del Santo ritorna sui suoi passi, ovviamente ancora convalescente, non ha sicuramente ancora lo scatto che poteva avere quando era inizio stagione. Sgani, attenzione perché viene attaccato dai giallorossi. Martinez cerca un pertugio, però viene chiuso come da scontato, vuol dire che rimane lì Sgani, ancora lì per Stefano Del Santo, ancora per Mattia Cocco. Pallina che viene in avanti, attenzione, cerca di fare tutto da solo, un braccio solo Crespo. Bella l'iniziativa in solitaria del giocatore giallorosso. Martinez anche lui prova tutto solo, pallina che sorvola lo specchio della porta, può essere recuperata dal giocatore di Fernando Nunes. Adesso in possesso di pallina con Barbieri, vede un pertugio ma viene chiuso, attenzione perché Sgari libera troppo piano lì davanti e c'è un giocatore Crespo che riesce a recuperarla per un attimo, anzi scusate, non era Crespo, è stato Mattia Baggio, intanto è entrato in pista anche per il Bassano, tiro intanto dalla distanza, pallina che può essere recuperata ancora da Scaria. Martinez dietro ancora per Guido Sgari, Stefano Del Santo per Mattia Cocco centrale, tutto chiuso, però lì davanti si torna a fare un minimo di press sul portatore di palla. Tiro centrale senza nessuna pretesa di Sgari, avete nessuna attenzione perché viene fischiato il rigore su aggancio di Neves. Gli arbitri, che ricordo, sono i signori Giovanni Andrisani e Francesco Stallone, hanno decretato quindi il rigore quando mancano 11 minuti e 55 secondi alla fine di questo secondo tempo, con il Braganza avanti 3-0 sul Bassano. Abbiamo ricordato quelle che erano le partite di Eurolega, andiamo a vedere anche quelle che sono le partite di Worldscape European Cup, la nuova Coppa CES, ottavi di finale, ritorno il Sarzana in Portogallo contro il Tomar, dopo che aveva battuto la squadra portoghese per 6-2 in casa. Dovrebbe essere fattibile per la squadra del presidente Corona riuscire a passare il turno. Valdagno Biasca dopo il 6-5 in Svizzera, stasera da Valdagno il Biasca, squadra svizzera, e quindi Viareggio contro il Turche dopo il 5-2 dell'andata. Dovrebbe essere una pura formalità, potremo quindi vedere ben 3 squadre in quarti di finale. Andiamo intanto a vedere il rigore che sarà battuto da Crespo contro Bruno Sgari. Gli arbitri controllano che sia tutto corretto. Può partire Crespo e la rete di Crespo quando mancano 11 minuti e 54 secondi, accorcia le distanze Crespo sul rigore. Quindi al 14esimo minuto Crespo sigla il 3-1 per il Bassano. Sicuramente Bassano adesso l'invito cercherà di farsi rivedere dalle parti di Bruno Sgari, anche perché ricordo che sono 7 fadi di squadra del Braganza, il quale rischia anche la punizione di Stefano Del Santo. Intanto in possesso di palla per Sgari, che torna sui 6 passi, preferisce Texido, tiro centrale, il pallone che viene recuperato da Barbieri, quindi può ripartire l'azione offensiva del Bassano, ancora con Barbieri, centro della pista per i giocatori di Fernando
situazione al 3 contro 2 del Bassano, però il passaggio finale proprio di Baggio verso Palmieri troppo indietro, e quindi Palmieri ha marcato il tempo. La parte di Xida aveva tentato una ripartenza, vedere che questa tecnica recuperata ancora da Neves, quella Scalia a recuperare la pallina nella parte bassa della difesa. Si prova senza esitare un attimo Stefano Chiacocco, il capitano, ma prova sulla sua strada più scoccata. Ancora Neves dentro porta, difesa da Scaria, sempre marcato da Stefano Del Santo. Neves, attenzione che ha cercato il giochino fin di palo, chiude tutto però Scaria. Stefano Del Santo messo sotto pressione da Neves per farsi scaricare la pallina verso Gerard Teixido, ancora per Scaria, lungo Balaustra. Iniziano a fare sentire la pressione i giocatori di Fernando Nunes sul livello di palla. Il tempo stringe, 9 minuti e 40 secondi alla fine del secondo tempo, 3-1 il risultato. Stefano Del Santo si libera, ma poi all'ultimo viene toccata pallina e perde l'attimo. Attenzione perché dall'altra parte arriva la rete di Baggio. Attenzione al 3-2, si riaprono i giochi qui al Vala Ferrarina. Baggio riapre i giochi qui al Pala Ferrarin. 9 minuti e 30 secondi alla fine del secondo tempo, 3-2 il risultato dopo essere stati sul 3-0 Bregenze. Adesso inizia a risentire il fiato sul collo del Bassano, ormai dopo la squadra di Fernando Nunes. Attenzione ancora Del Santo dietro per Martinez che subito mette la freccia e porta a 4 le marcature per il Breganze. Non hanno fatto in tempo a sentire l'odore del pareggio, che subito Martinez in avanti a metterci la rete del 4-2. Quindi andiamo a riassumere quella che è stata la situazione del primo tempo. Il Breganze si è portato in vantaggio al 7° minuto con Puglia, raddoppiata al 20° con Scaria. All'apertura del secondo tempo, al 9° minuto, Martinez per il 3-0, sembrava la partita in discesa per i rossoneri, invece Crespo al 14° per il 3-1 sul rigore, quindi Baggio al 16° sul 3-2. Hanno messo pressione di nuovo i giocatori di Diego Mir, che però trovano subito la rete del 4-2 ancora al 16° proprio con Martinez che quindi sale a 24 reti in questa stagione. Come sempre Martinez è una garanzia di reti. Serie 1 l'ha dimostrato in tutte le squadre dove ha militato in questo campionato. Attenzione, intanto la prova l'alza e schiaccia ancora Puglia, bellissima, fuori dallo specchio della porta. Attenzione, intanto dall'altra parte, tiro centrale, questa volta Sgaria, c'è Martinez, recupera la pallina in avanti ancora, prova ad aprire Teixido, alza e schiaccia, rete pazzesca di Gerard Teixido. Un minuto dopo Teixido fissa il risultato sul 5-2. A 8 minuti e 41 secondi alla fine del secondo tempo, 1-2 Martinez, Teixido, ancora lui, Gerard Teixido nel momento cruciale è venuto fuori da bellissimo alza e schiaccia, quindi sicuramente altre 2 reti che possono pesare sul morale dei giocatori di Fernando Nunes, dopo che questi si erano veramente portati a un soffio dal pareggio contro una partita veramente che si era fatta difficile per Bassano, che si era trovato
Mauro Dal prova Neves, centro della pista, prova il taglio per la deviazione ancora di Scuccato, niente da fare, Scuccato con il possesso di pallina, circolanza schiaccia, poi cambia idea, torna sui suoi passi, preferisce tornare verso Michele Panizza, allarga ancora verso Scuccato, Scuccato si accentra, tiro centrale di Scuccato, bella steffinata che però esce fuori dallo specchio della porta, pallina che rimane comunque nelle stecche, giallo-rossa, ancora Scuccato, esce a trovare un pertugio, Simoni però ancora Muglia, Texido, niente, non riesce il passaggio di ritorno, si rimettono ancora per un pattino, l'arbitro dice che si può proseguire, Muglia fa tutto da solo, Samuele Muglia, scatenatissimo l'ex Viareggino questa sera. Santo non riesce poi a finalizzare l'ottimo passaggio, pallina che comunque rimane nelle stecche rossonere. Stefano Del Santo, ancora Texido, Martinez dalla distanza, Martinez, che bomba! Lucas Martinez, tripletta personale per lui e sul primo palo di Mauro Dal Monte, quindi al 19° minuto Martinez 6-2 per il Braganza sul Bassano e tripletta personale di Martinez che si porta a 25 reti, quindi almeno per stasera raggiunge la testa della classifica dei marcatori. Del Santo ancora in contropiede con Muglia, Braganza che si è scatenato proprio sul finale quando ha sentito il momento difficile, è stato il momento in cui ha inserito, come si suol dire, la quarta ed è andata in sorpasso, quindi prova anche di caratteri ovviamente da parte dei giocatori di Diego Mir. Panizza intanto recupera la pallina, Martinez scatenato stasera, riesce a recuperare pallina, Texido però la perde, recuperata da Barbieri dall'altra parte, Crespo ci prova in due occasioni, non riesce però a trovare pallina, prova ancora ad alzarsela, niente da fare sul Del Santo, commette fallo proprio Martinez e del quarto fallo di squadra del Bassano, 7 invece sempre fermi quelli del Braganza con 5 minuti e 27 secondi ancora da giocare per quanto riguarda questo secondo tempo della 16ª giornata del massimo campionato di Serie 1 tra Braganza e Bassano. Il risultato, ricordiamo, essere 6-2 per Braganza. Un dato interessante è quello anche dell'età media delle due formazioni, con Bassano che è assolutamente più giovane del Braganza, Bassano è la quarta squadra più giovane del massimo campionato di Serie 1 con età media di 21 anni e mezzo, mentre 26 anni e mezzo è l'età media del Braganza. A proposito del tiro diretto siglato, dei rigori siglati dal Bassano che aveva una bassa percentuale di rigori alla fine realizzati, su 7 ne aveva realizzati solamente 2 sbagliando le 5. Stasera invece Crespo è andato a buon fine. Texido ancora in possesso di pallina con Martinez. Prova ancora a giocare molto largo la squadra di Diego Mira per vedere di allargare le maglie della difesa e ci riesce con un altro assist e un'altra rete ancora di Lucas Martinez, 21esimo
4 reti quindi di Lucas Martinez contro il Bassano. Partita praticamente virtualmente chiusa con 4 minuti e 52 secondi da finire. 7 le reti di Braganza, 2 quelle di Bassano. Martinez allarga per Mattia Cocco. Lixido dall'altra parte contro Dal Monte, niente da fare. Riesce a chiudere Bassano che prova a riportarsi davanti con Neves, quella per Crespo, ancora Neves, tira fuori dallo specchio della porta di Neves con il capitano Cocco a recuperare, ma Neves alla meglio, riesce a passarla dietro verso Crespo. Sull'angolo basso dell'area difesa da Bruno Sgaria. Ancora prova a farsi rivedere dalle parti di Bruno Sgaria il Bassano, ci prova adesso con Neves, vede uno Carrugio, tenta il tiro centrale, però Bruno Sgaria nessun problema. Puglia, tanto scarica pallina verso Lixido, quindi Capitan Cocco e ancora Martinez. Ancora Martinez prova ad essere lungo Balaustra, non c'è nessuno al centro per suggerire il taglio. Martinez ancora verso Puglia. Mattia Cocco centrale, Martinez, questa volta ottima l'intuizione di Mauro Dal Monte. Martinez comunque si era trovato veramente a tu per tu con alla volta Dal Monte. Spizzica qui la pallina proprio Panizza, che si era trovato in ottima posizione. Attenzione alla doppia tentativa e 2 volte ci mette una pezza proprio Bruno Sgaria con i giocatori del Bassano proprio lì di fronte a cercare di mettere pallina alle spalle del massimo difensore del Braganza. Ottimo in questo caso il portiere rossonero. Bassano che comunque continua a insistere con Neves centrale, il tiro Lugo Balaustra. Martinez prova a cercare il angolino in alto alla sinistra di Dal Monte, nulla da fare con Cocco che recupera la pallina, ancora la allarga verso Puglia, ancora Cocco. Martinez, Puglia, zona per via centrali, Puglia vede il fallo di squadra, l'arbitro. Quinto fallo di squadra per quanto riguarda il Bassano, 7 invece quindi del Braganza, con 2 minuti e 4 secondi ancora da giocare. Per la posizione Mattia Cocco, prova l'alzata per Martinez che poi cerca il tiro al volo, una cosa che non avevo mai visto fare. Entra intanto il giovane Andrea Borgo per quanto
ci prova ancora Bassano, 37 Crespo, fuori però dallo specchio della porta. In pressing Panizza riesce per togliere il contatto la pallina, Martinez che va a lottare veramente su ogni pallina e si arrabbia anche che i compagni non sono andati a fare pressing e ad aiutarlo. Martinez veramente, Lucas, qualcosa di incredibile stasera, 4 le sue reti. Tanto è iniziato anche il countdown, l'ultimo minuto, gli ultimi 55 secondi per l'esattezza di questo derby. E attenzione perché aveva tirato di sorpresa proprio Barbieri, la palla si era insaccata alle spalle di Sgaria, ma l'arbitro dice che non aveva ancora fischiato e poi ripartono dall'altra parte quelli del Braganza, ma l'arbitro dice ancora una volta che non aveva fischiato. Pallina che deve essere rigiocata dal Braganza per questi ultimi 50 secondi. Se ne va via molto bene Borgo di esperienza, vanno a togliergli pallina da dietro, si prova ancora in avanti per Bassano, pallina che però viene recuperata agevolmente proprio da Martinez. Ancora Martinez, centro della pista, 20 secondi, quindi siamo in chiusura di questo derby che è stato equilibrato praticamente fino alla metà del secondo tempo, quando Bassano sembrava poter recuperare veramente il risultato con il rigore proprio di Crespo nella rete del 16° di Baggio. Poi invece c'è stata la grande reazione del Breganze con le rete del 16° di Martinez, 17° di Tixido, 19° e 21° ancora Martinez per il 7-2 finale. E indubbiamente un risultato giusto, forse non nelle proporzioni, ma indubbiamente la vittoria ci sta tutta per il Braganza. Ha costruito veramente troppo poco il Bassano per poter ambire anche al pareggio. Sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare per Fernando Nunes. Comunque è stato un bellissimo derby, molto corretto da una parte e dall'altra, non c'è stato neanche un cartellino blu e soprattutto è stato un derby in cui si sono visti continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, bellissime reti che vi invito ad andare poi a rivedere nei nostri highlight. Quindi adesso per Braganza ci sarà la difficilissima trasferta di Valdagno, mentre il Bassano ospiterà il Tieni, uno scontro salvezza di importantissimo per appunto la squadra giallorossa. E quindi da parte di Ivo Perretto, Studio 7 HD è veramente tutto anche per questa sera. Noi ci risentiamo alla prossima, ciao!